Nonostante il blocco dei licenziamenti, la pandemia potrebbe costare 2 milioni di posti di lavoro in Italia, a nord-est 323.000 con un calo dell'8%, nello scenario più pessimistico quasi 500.000 lavoratori con un 11% in meno. Il rapporto Cerved appena presentato e a cui tutti guardano con attenzione disegna uno scenario preoccupante per l'economia. In Veneto si stima un impatto in linea con la media nazionale, mentre gli effetti sarebbero più contenuti in Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La cosa più grave è che a soffrire sono aziende con forte solidità patrimoniale, che però non basterà per reggere l'impatto di questa emergenza. Il rapporto Cerved stima che il fatturato delle piccole e medie imprese diminuirà nel 2020 di 11 punti percentuali, fino a 16 nel caso di ulteriori lockdown, la redditività lorda del 19%. Finora gli impatti della pandemia sono stati mitigati dai provvedimenti di emergenza, come l'estensione della cassa integrazione e gli interventi sulle garanzie pubbliche, ma quando finirà questa situazione, gli effetti della crisi potrebbero manifestarsi in maniera assai più rilevante. Stando ai dati elaborati da Cerved, gli effetti saranno fortemente asimmetrici. Alcuni settori subiranno conseguenze devastanti, altri, pochi, potrebbero addirittura trarne vantaggio. Circa il 12% delle piccole e medie imprese subiranno tra il 2019 e il 2020 una perdita di ricavi superiore al 25% a causa del fatto che la situazione dei pagamenti peggiora vistosamente. Per questo gruppo di imprese a rischio le fatture inevase hanno superato il picco del 70% a maggio, rimanendo oltre il 50% dopo la fine del lockdown. Per tutte le altre, il sistema Payline, che fotografa in tempo reale i pagamenti delle imprese italiane, indica mancati pagamenti durante il lockdown al 45%, poi nei mesi successivi un miglioramento con una riduzione al 37% in luglio di fatture non saldate, ma un altro lockdown potrebbe costare al sistema altri 5 punti di ricavi. In questo scenario le imprese a rischio default sarebbero una ogni 5. Oltre la metà dell'occupazione andrà persa nei 10 comparti più colpiti: edilizie e costruzioni, che potrebbero perdere quasi il 12,5% degli addetti, industria 10%, moda, siderurgia, casa, mezzi di trasporto, i settori più colpiti, più ridotto l'impatto sull'industria di beni di consumo, chimica, farmaceutica. Sull'agricoltura gli effetti saranno marginali e anche nel terziario gli impatti sono fortemente differenziati. Un calo molto forte si prevede nella filiera della logistica e dei trasporti, tra il 16 e il 22%, più ridotto per i servizi alle famiglie e alle imprese. In particolare invece le agenzie di viaggio potrebbero lasciare a casa tra le 29.000 e le 37.000 persone, quasi il 43% degli addetti. In termini assoluti le perdite saranno molto elevate nel settore della ristorazione, che potrebbe lasciare in Italia 667.000 posti di lavoro, e negli alberghi 152.000. I settori in crescita invece sono la distribuzione alimentare moderna, dove l'aumento dei posti è stimato tra le 11 e le 13.000 unità, il commercio online, che potrebbe crescere fino al 6%, ma in termini assoluti si tratta di appena 3.000 unità, un leggero aumento anche nelle specialità farmaceutiche, 1.000 addetti in più, mentre l'impatto della pandemia è molto grave nelle regioni del sud, con la perdita di occupati che supererebbe la media nazionale, con picchi in Sicilia, Sardegna e Abruzzo.